Siamo qui con Matteo Marchetti della Puma sta ancora Viareggio, una bella prova di carattere, una prova che vi serviva a voi per riprendere anche un attimino certezze dopo il pareggio della scorsa settimana, giusto? Sì, come hai detto benissimo, scorsa settimana siamo incappati con l'SPV in casa. È stato un pareggio che, nonostante la partita praticamente dominata per quasi tutto il periodo di tempo, e alla fine siamo riusciti solamente a estrarre un pareggio da quella gara là, e quindi arriviamo qua anche con la voglia di rifare quel pareggio con una vittoria qua a Camaiore, e ci siamo riusciti. Bene, quindi nuova linfa per questo proseguo di stagione da parte della Pumas. Quali sono, diciamo, i vostri obiettivi a medio, insomma, per la fine della stagione regolare? Ecco. Ma i nostri obiettivi sono ovviamente arrivare nelle prime 4 a fine campionato e vedere di lottare con tutte le nostre forze, se si riesce con la promozione quest'anno, lottare con le prime 4 nel nostro girone, e poi dopo praticamente tutti noi siamo under 23 e quindi andremo, se ci si riesce a convocarci ora con il nostro girone della Toscana under 23, e andare a Valdagno per provare a dire la nostra anche con l'under 23.